I problemi della IML durano ormai da molto tempo, una situazione complicata dal punto di vista economico, che è poi peggiorata dopo la frana che nell'aprile 2018 ha colpito una parte dello stabilimento distruggendo un capannone e i macchinari all'interno. Da allora l'azienda che produce raccordi per il settore petrolchimico non si è più ripresa, con lunghi periodi di cassa integrazione. Quello di martedì a Roma, al Ministero del Lavoro, è stato un nuovo incontro per chiedere 6 mesi di cassa integrazione straordinaria. L'incontro è stato positivo, ora rimaniamo in attesa di una risposta e rimaniamo in attesa anche di una presa di posizione da parte della proprietà della famiglia Farina per cercare di trovare in questi 6 mesi che avremo a disposizione un acquirente per IML oppure un socio che lo aiuti per trovare una soluzione alle problematiche finanziarie che da anni ormai, soprattutto dopo la frana e dopo i dazi applicati da parte degli Stati Uniti nei confronti delle società europee. I dipendenti si sono ridotti rispetto a 5 anni fa, quando erano più di 50. Alcuni, già nei primi giorni dopo la frana, erano stati spostati in altre aziende controllate dal gruppo Farina. Attualmente lavorano in IML circa 32 persone che sono tutte direttamente coinvolte nella cassa integrazione.